Abbiamo lavorato per oltre 3 anni su questo progetto fortemente innovativo che ha come obiettivo quello di far star bene il prodotto, il gelato, anche nelle fasi di sbrinamento. Ecco, che cos'è una vetrina gelateria ibrida? Come in una vettura l'energia primaria alimenta anche una seconda componente che è una batteria che gli permette di fare dei tratti elettrici piuttosto che col motore, nella vetrina gelateria l'energia primaria sprigionata dal gruppo frigorifero alimenta anche un accumulatore di freddo e questo accumulatore di freddo entra in funzione quando scatta la fase dello sbrinamento. Lo sbrinamento è indispensabile per liberare gli evaporatori dal ghiaccio che non gli permette più di svolgere il loro ruolo. Per cui questo fa sì che anziché il gelato riceva una ventata di calore perché lo sbrinamento si fa col gas caldo, ecco, continua a stare nel suo habitat a meno 12, ecco, proprio perché questo accumulatore di freddo entra in funzione in quel momento. Questo è un elemento che dovrebbe cambiare completamente le abitudini del gelatiere perché trova la modalità perché il suo gelato ne esca senza aver subito nessuno shock termico in quella fase. Questo progetto della nostra azienda, della IFI, ha come obiettivo quello di assicurare che il gelato continui a mantenersi impeccabile nella sua temperatura abituale di meno 12, meno 13, anche nella fase di sbrinamento, evitando quindi a lui uno shock termico che ne altera sia l'estetica che le proprietà organolettiche. E questo è un grande vantaggio, per cui il gelato continua a rimanere nella sua bontà anche a seguito delle fasi di sbrinamento. D'altro canto, un altro vantaggio è quello di ottenere un risparmio energetico in virtù di questa versione ibrida della vetrina gelateria. Ecco, quindi come risultato finale avremo un gelato più buono, anche più bello a vedersi e alla fine capace anche di far risparmiare al gelatiere.